Una telefonata in diretta con il commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli per un aggiornamento in tempo reale. È iniziata così la conferenza stampa convocata dal Presidente del Veneto per illustrare come la Regione sta affrontando la situazione. Il piano messo a punto dal Ministero della Salute e dal Governo si sviluppa in piena sintonia con le regioni e il Veneto è pronto. Dal 2012 dispone di una struttura organizzativa capace di fronteggiare queste emergenze. C'è da dire che noi siamo assolutamente sul pezzo perché l'organizzazione che ci siamo dati dalla sanità ci permette di essere molto più reattivi, visto e considerato che negli hub provinciali abbiamo le task force, una task force regionale da sempre costituita e poi tutti i reparti di malattie infettive, per cui siamo in grado di affrontare questo tema, ovviamente con anche serenità per quanto possibile, visto e considerato che dobbiamo evitare in ogni maniera che non diventi psicosi. Con i voli da e per la Cina sospesi c'è la necessità di organizzare dei ponti aerei per permettere ai cinesi di ritornare nel loro paese e agli italiani in Cina a casa. Sono 69, tra cui molti veneti. Guardi, non ce l'abbiamo perché è difficile avere questo numero, però è pur vero che molti veneti sono in Cina, sono lì stabilmente o diciamo in maniera temporanea per lavoro e quindi sono tutti veneti che qualora fossero confermate le chiusure delle linee aeree su Cina dovranno avvalersi di un ponte aereo messo in piedi dal governo per tornare a casa. E poi ci sarà un periodo di quarantena per loro a Roma o in Veneto, avete un'idea? No, questo non è previsto dalle linee guida. Ci sarà un monitoraggio della temperatura corporea, ci sarà il monitoraggio dei sintomi perché comunque le linee guida dicono che il paese di provenienza, quindi la Cina, accostato al tema dei sintomi, fa scattare l'allarme e quindi si fa la verifica, come è accaduto per l'unico caso in Veneto dove la verifica è stata negativa, nel senso che non c'era coronavirus. Apprensione legittima e rischio di confondere il virus influenzale con il nuovo. Le caratteristiche le sappiamo ben definite, quelli che rientrano dalla Cina oppure persone che sono state in Cina. È chiaro che si va ad accavallare con l'influenza tradizionale che avrà il prossimo picco nei prossimi 10 giorni. Massima attenzione, massima allerta, i medici di medicina generale sono informati e saranno loro eventualmente a indirizzare le persone. A Verona sono transitati 2 coniugi, ora ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma perché affetti dal virus, ma sono entrati in contatto solo con un addetto alla reception che viene monitorato. Però ci sono stati 2 casi accertati che sono passati per Verona. Che provvedimenti avete preso? I provvedimenti sono stati quelli in cui l'azienda sanitaria veronese si è recata sul posto, ha fatto i provvedimenti del caso e quindi oggi la situazione è completamente sotto controllo. Una task force che esiste dal 2012? Task force esiste dal 2012, modello regionale di diramazione regionale ma poi appunto aziendale con i vari uffici, i vari dipartimenti, i vari reparti che in situazioni di questo tipo vengono chiamati in causa.